Il Bassano perde la testa. Niente allarmismi, ci mancherebbe, e per fugare ogni dubbio, la testa di cui parliamo è solo quella della classifica del girone B di promozione. La squadra di Francesco Maino impatta 1-1 contro la Rocca Altavilla e, complice il successo dello Schio sul campo del Tombolo, cede provvisoriamente lo scettro di regina a Primucci, Munarini e compagni. Il mercato inizia ufficialmente oggi e dai giallorossi ci si aspetta qualche colpo ad effetto come Riccardo Menon e Alex Montagnani del Castelbaldo Masi. Saliamo in Serie D, dove il Cartigliano torna a bocca asciutta dalla trasferta di Adria, rimediando un 3-1 troppo severo per quello che si è visto in campo. A San Martino di Lupari i padroni di casa tornano a vincere 2-1 contro il Caldiero, mentre in vetta il Campodarsego non fa sconti a nessuno e asfalta il Legnago con un sonoro 3-0 che vale la conferma in vetta a +6 proprio sul Cartigliano.